La Profavara torna a vincere dopo la sconfitta di Castellammare che aveva creato sconforto e un po' di amarezza e tra le mura amiche delle Bruccoleri si impone con non poca fatica sul Fulgatore. Grazie al pareggio esterno della Nissa rosicchia 2 punti alla capolista portandosi adesso a -4 dalla vetta. È stata una gara sofferta che si è posta subito in salita per la Profavara, che da appena 2 minuti dal fischio d'inizio perde il portiere Scuffia, che viene espulso dall'arbitro per avere fermato l'attaccante avversario, sfuggito ai difensori con un velocissimo contropiede, averlo atterrato ed avere toccato anche la palla con le mani fuori dalla sua area. Fuori Caternicchia per far posto al portiere Sansone, mister Catalano è costretto, essendo rimasto in 10 uomini, a cambiare gli schemi, ma anche con un uomo in meno e la Profavara a fare la partita. Diverse le occasioni prodotte, ma la partita sembra stregata e l'estremo difensore ospite in ottima forma che riesce a salvare il risultato in almeno 3 nitide occasioni prodotte da Ficarrotta e Lucarelli. Al 70° le forze in campo tornano in parità per l'espulsione del trapanese Grimaudo per somma di ammonizioni. Il gol della vittoria, più che meritata, arriva a 2 dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro e il difensore Marino a stoppare la palla in area ed insaccare da distanza ravvicinata. La partita già in se stesso era difficile perché venivamo da una settimana un po' complicata e ritrovarsi dopo 2 minuti in 10 non è stato facile. Invece io devo fare complimenti a questi ragazzi per quello che sono riusciti a fare oggi, perché anche in 10 non abbiamo subito mai un tiro in porta, abbiamo giocato anche molto bene a calcio, abbiamo creato qualche situazione importante, secondo me c'era anche qualche calcio di rigore e poi alla fine abbiamo spingendo siamo riusciti a portare a casa questa vittoria che per noi è fondamentale, a prescindere dalla classifica ma anche a morale, che fa bene a morale per i ragazzi. E poi La cosa più importante oggi per me era ritrovare lo spirito giusto, ritrovare quella serenità che in questa settimana dopo lo scivolone che abbiamo avuto a Castellammare abbiamo ritrovato, quindi sapere che i ragazzi sono sempre pronti a qualsiasi cosa e a qualsiasi difficoltà, questo per me è una cosa importante, me l'hanno dimostrato anche oggi, sicuramente in queste 8 partite ci sarà ancora tanto da vedere. quindi il campionato non è compromesso? Ma io credo di no, eravamo a 3, ora siamo a 4, come dico sempre alla fine tiriamo le somme, quindi noi dobbiamo cercare di fare il nostro cammino e vediamo dove possiamo arrivare da qui alla fine. Devo fare complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto, perché giocare tutta la partita in 10 uomini, e dico in 10 uomini, non è facile, considerando pure che l'espulsione del portiere condiziona anche molto l'assetto tattico che aveva predisposto il mister. Quindi giocare 95-96 minuti così, io devo fare solo i complimenti. La partita è una partita del cuore, i ragazzi hanno dato l'anima dal primo minuto fino all'ultimo e l'hanno voluta e l'abbiamo meritata. E poi naturalmente dicevamo questa sofferenza che secondo me non è stata soltanto dell'uomo in meno. No, la sofferenza è che, ripeto, nel momento in cui esce dall'inizio della partita il portiere, tutto quello che si è provato in settimana salta e quindi la squadra, che comunque ripeto in 10 contro 11 non ho visto la differenza fino all'ultimo, fino a quando loro sono rimasti anche loro in 10, ma non c'è stata differenza perché si sono chiusi 11 giocatori dentro l'area e per la prima volta devo dire che non ho mai esitato a dare sempre parole di lode agli avversari, ma questa volta vengo a dire che qui il Fugatore è venuto a chiudersi dentro per cercarsi il punto, infatti non hanno manco tirato in porta nemmeno una volta. Io posso dire che questa è la più bella partita della mia squadra. Ed ecco l'autore del gol, arriva tardi e forse per questo per la Profavara è stato più bello? Sì, devo dire che il gol, a parte che lo cercavo da molto tempo, era mancato in varie occasioni e per fortuna è arrivato, è stato un momento di gioia sia personale
di tutta la squadra, quindi sono molto contento. Il gol è arrivato dopo un cross, i miei compagni hanno fatto la torre, io ho fatto di tutto per metterla dentro. Marino, è stata una partita più sofferta del solito? Forse naturalmente gli schemi sono saltati, dopo 3 minuti è uscito il portiere. Sì, come dici tu, naturalmente restare in 10 dopo 2 minuti ci ha penalizzato un bel po', però devo dire che la squadra ha reagito bene perché abbiamo avuto sempre il pallino del gioco e non abbiamo mollato, e alla fine penso la vittoria sia ampiamente meritata. A margine dell'evento sportivo si registra la forte presa di posizione e la ferma condanna da parte della società della Pro Favara in merito al comportamento antisportivo di una decina di pseudo-tifosi che sembra abbiano avvicinato il pullman del Fulgatore all'arrivo allo stadio indossando dei passamontagna e avendo in mano dei bastoni. A Favara non sono ammissibili tali manifestazioni che cozzano con la politica della nostra società, si legge in una nota diffusa a fine gara dalla Pro Favara. Noi portiamo le famiglie allo stadio, i bambini delle scuole calcio e gli studenti di tutti gli istituti scolastici della città. Per noi il calcio è aggregazione e non motivo di violenza, e lo testimonia il comportamento fin qui tenuto in tutte le partite, in casa e fuori dalla nostra tifoseria organizzata e dagli sportivi. Non capiamo e non giustifichiamo quanto accaduto nella prepartita di una gara tranquilla, si legge ancora nella nota della Pro Favara. Questo sparuto gruppetto di tifosi è stato subito allontanato e tutto prontamente è ritornato alla normalità anche grazie alle forze dell'ordine in servizio allo stadio. Ma ribadiamo la nostra ferma condanna sul comportamento non sportivo tenuto da un manipolo di ragazzi che fortunatamente non rappresenta la nostra tifoseria. Ci dissociamo come società e chiediamo scusa agli amici del Fulgatore.